A Montebelluna per chiudere il meeting internazionale di nuoto alla memoria di Chiara Giavi. Ha fatto subito centro questo meeting, oltre al grande afflusso di atleti arrivati, 5 primati della manifestazione, lo straordinario record europeo della staffetta femminile del Comitato Paralimpico con all'interno la trevigiana Martina Villanova della Sport Life Montebelluna. 8 sono state le vittorie delle società di marca e oggi, ultimo giorno di gare, e consegna tra l'altro anche delle borse di studio titolate a Chiara Giavi ad Anna Chiara Bordin, Cristian Ferraro ed Enrica Piccoli. Il nostro servizio da Montebelluna. Il torneo è la 19ª edizione ed è in memoria di Chiara Giavi, una grande campionessa di Montebelluna che è prematuramente scomparsa a 17 anni, 20 anni fa. Da allora abbiamo sempre organizzato ogni anno questo memorial, che oltre al memorial di nuoto comprende anche la consegna di borse di studio che sono state, il cui bando è stato predisposto proprio per giovani sportivi dilettanti. Anche quest'anno consegniamo 3 borse di studio a 3 studenti meritevoli. E quest'anno ci sono circa 600 atleti provenienti da Italia e dall'estero, e precisamente abbiamo 600 atleti per 21 squadre del Veneto, 19 fuori del Veneto e 9 che provengono dall'Europa. Si svolge in 2 giorni, al mattino le qualificazioni e al pomeriggio le finali. Abbiamo in questi 600 atleti, ce ne sono di tutti i livelli, dai più piccoli, più giovani ai più grandi. Ci sono atleti anche che hanno partecipato a Olimpiadi, campionati del mondo, quindi diciamo che il livello anche tecnico è piuttosto elevato. È un meeting che attira sempre l'interesse di molta gente e che, oltre che essere bello dal lato tecnico, è anche una festa per il nuoto Montebelluna e anche per tutti gli atleti che vi partecipano. Il nuoto di Montebelluna che ha dato luce a diversi campioni. Sì, il nuoto Montebelluna quest'anno festeggia il 35° anno di età. Elencare tutti i campioni che abbiamo avuto è un po' lungo, però abbiamo avuto veramente atleti di altissimo livello, dal famoso Moreno Gallina, 50 titoli italiani a livello giovanile, per arrivare poi all'ultimo Colbertaldo che ha fatto Olimpiadi, campionati del mondo, primatista europeo, Bolsonello nuoto di fondo e tanti altri che adesso non vorrei dimenticare qualcuno perché sono veramente tanti. E poi, oltre al nuoto, in questa società c'è un grosso settore che riguarda il nuoto sincronizzato, che sta dando grandi risultati ed è ai primi posti nella classifica nazionale.